Amici di Aquile, ben trovati a questa nuova puntata di Aquile Libere. E partiamo con le risposte alla domanda della settimana scorsa. La settimana scorsa vi abbiamo chiesto se eravate favorevoli o contrari all'introduzione nella legislazione regionale di una norma che andasse a limitare quantomeno l'utilizzo di pesticidi in agricoltura. Ecco, questi i risultati che potete vedere in sovraimpressione. La domanda di questa settimana riguarda un argomento di attualità. E sembra che il governo nazionale stia per chiudere dei contratti commerciali con la Cina con delle ricadute importanti anche eventualmente nella nostra regione. Siamo quindi a chiedervi se siete favorevoli o meno ad una presenza più o meno massiccia nel nostro territorio regionale, che dal porto di Trieste possa eventualmente spingersi anche nell'entroterra della nostra regione, con tutto ciò che ne consegue in termini di presenze di lavoratori cinesi e anche di merci cinesi. Aquilis dal Friul mandi. Allora voi con una ciacarade ho vinto il vice sindic di Vildivar, perché lo vino acclamato che perché le 15 anni che a Vildivar a Tabain dalla patria dal Friul dal 3 di aprile 1077. No, e perché l'è stato fatto questo? Sì, intanto buonasera. Hai nate queste iniziative già di un PD dei Science che si fa, partite insieme a Paoli l'abbiamo fatte col Comune di Varmo, ma soprattutto dopo la tirata in davanti la Prolocoli Sagis di Romans, ok? In tal corso di questi anni prima si è attaccata a capire e a spiegare un po' quale è stata l'origine dal Friul, dalla patria dal Friul, quali sono stati sia dai test, si faceva dai chance, ecco, tipici furlans. Dopo invece con la dal team, grazie all'inserimento di Franco Gover, che è, oltre a essere un dipendente comunale, è uno dei più importanti storici che viene in tal nostro comune, viene attaccata a contare di persone dai nostri territori, persone che hanno influito sia tra la storia del comune di Varmo che tra la storia del Friuli. Sì, perché si può ricordare il Monsignor Bini che ha portato il patriarcato di Aquile a Vignesie e che l'ha allenato proprio da Vildivar, con i cons canziani. E ultimamente abbiamo fatto su un altro personaggio che ho tirato fuori, no? Sì. Calzares, Beppi Moro. Esattamente, bravo. Quest'anno la Fasarini, il 6 di aprile a Varmo, l'ingresso alle Libar, sempre la Proloco, insieme alla Proloco quest'anno varin i giornalisti austriaci Franz e Gisela, che hanno scritto sul territorio di Varmo e hanno scritto tante sulle tradizioni, sui personaggi dal comune di Varmo, e quest'anno appunto sarà dedicata a questo personaggio che non sai se sei mai passato per Vildivar, quando si va a Ievade, via Santa Maria, si metteva sempre lì sopra. Sul punto della Tossina. Esatto. E probabilmente il professor Berlasso, che sta sindaco una volta, dopo insegnante di disegno, che viene a spiegare. Che è sempre a Torre, lui è in Cine, come è stato a Tabà di arte, e dunque ha fatto una riflessione sull'arte di Puer Beppi Moro, che è morta all'età di 92 anni, poco mesi fa. Sì, esatto. E quindi pensavo bene di riguardarlo e chi sta. Chi si è voluto fare queste ricerche proprio sul territorio, perché è un territorio che fa parte dal Friuli. Sì.
E dunque, per poter capire la storia del Friuli, mi sa tanto, è una roba importante, fa prima sui territori se plan plan slargiarsi. No? Esatto, infatti le nostri cavallo di battaglia, vi infevela di Monsignor Ligotti, Tajans Passas, che stanno a riguardare invece premeni di Romans, che ha fatto per 40 prepieri, scusa, di Romans che ha letto al 40esimo dalla sua morte, quindi sì, si rimprime di le nostre radici dal territorio dove si per dopo riguardare e conosci bene la storia di tutto il Friuli. E il coro che sta qui? Sì, il coro che sta in la mestre piloti insieme a un gruppo di persone sia dal comune di Veldivar che di Romans di Lavoret ma anche di Ciamin. E ai BL c'è questa cooperazione con i comuni d'oggi che non si fa sempre piacere, ecco. E in particolare con Ciamin è sempre stato un scambio. Infatti sia con le scuole che con altre robe, con Ciamin si intanto le as, ecco. E dopo i Fasarin anche cercherà i frus, no? Sì. Che dal teatro, un momento dal teatro qui Caluten, esatto, la Proloco, bravissimo. Il teatro dai Fros è un progetto che è nato dei Science fa, bravissimo, quindi Science fa, sempre tra la Proloco di Romans, che è una Proloco veramente tanto attiva, bisogna ringraziare e salutare il presidente Fabio Del Zotto e tutte le persone che sono insieme a lui. Praticamente si fasi in tipo una scuola di teatro con un spettacolo che dopo viene fatto alla fine dell'anno, ok? E una volta a settimana si chatta in questo fantasins, anche durante l'estate, quindi è veramente bello, e a preparare uno spettacolo. Hai proprio una vera scuola di teatro, ok? Chi stanno partiti, hanno fatto tutto il tour, insieme a Paoli, insieme a Jacom Daizeis, che non so se la saviodio, sicuramente sono stati spettacoli in tai comuni limitrofos. Sì, di parte David Caligari, se regista dal corto, e hanno fatto l'apertura dal mediometraggio di Caligari, se l'hanno fatto sempre i nostri frus dal teatro. Oltre a sé il calcio, oltre a sé il basket, alle BL c'è riscoprire il teatro in Furlan. Questo è stato un lavoro importante. Sì. E altri progetti che poi svela Proloco, siccome tutto io conosci. Sì, no? Beh, la Proloco... Perché mi pare che è l'unica che lavora dal territorio culturalmente, sì. E io din proprio dal proprio paese. Sì, beh, la Proloco ogni anno si sempre di culturale, oltre che ovviamente a fare la Sagra, che è il mese di giugno dedicata a San Pieri, e ha fatto una mostre fotografiche dall'ultimo anno, proprio collante col 1918, quindi che sono passati 100 anni, e ha zappato in mano e ha tirato fuori dagli chassis di tutti i frazionisti i repersi storici di tutti i famosi, quindi è un modo per riguardare la storia delle famosi. È veramente bene. Sì, sì. Allora, signor Vice Sindic, sì. Io ti ringrazio di essere venuto. Ti ringrazio te che tu mi hai invitato. Ecco, io i saluti con Mandi Aquilis dal Friuli. Mandi. Mandi a Duce. Allora, ho vinto una grande sorpresa. Ho vinto Isa Dorigo, che è rappresentante di Aquile del Friuli per il Gurizian, ma è anche presidente del gruppo Furlans dal Gurizian, un gruppo storico. Mandi Isa. E grazie di essere qui a Aquiles Liberes. Noi ho vinto di vetti qui perché qui stanno associati all'importante. Associati che la festa del Friuli, che si fa ogni anno, in aprile, alla fase a Gurizia. Quindi, mio di te, nessuno può favelare di questo argomento. Per noi la routine è una roba importante, perché la festa Friuli è tanto anche si fa. Però quest'anno si tratta di Gurizia che vuole con Trieste, che Trieste vuole Gurizia, che non vuole, che loro non sono quelli. Allora, forse ha un significato importante queste volte, queste feste. Tu non sai qualche parola in merito, e su ciò che si farà queste feste, il parzè che si fa, e anche le messe, no? Che si passa in Furlan, che non è abitudine sentire una messa in Furlan che in Friuli, non si sa parzè, però approfittando di questa occasione. Come non sai, Isa?
Ma sì, sono stata anch'io un'evore contenta, insomma, dopo che ho sentito che ho saputo che le fasi in Agurisse, per prime volte, perché tutte le altre edizioni delle feste sono state fatte sì in provincia di Gurisse, ma sempre fuori da città e dal comune di Gurisse. Quindi quest'anno è stato proprio un avvenimento, un evore importante e secondo me insomma di ringraziare il comune e le organizzazioni proprio dagli eventi e dal comune di Gurisse che hanno avuto queste sensibilità nei confronti dei furlans delle città, perché Gurisse è furlane e anche furlane, non è donne slovene, non è donne italiane e tedesche, ma ha una importante presenza delle comunità furlane. Dai Borg Stories di San Rocco e di Lucinis. Sono tante iniziative, no? Furlanis. Sì, dopo le sedi storiche filologiche furlane, ecco. Insomma, delle società filologiche che è nascute dal 19, proprio a Gurisse, e ha chiappato il nome di Grazia Dio Isaia Ascoli, sì. Che l'ha vivuta a Gurisse e che era furlan, perché l'ha fatta anche Quindi dici che la presenza furlana a Gurisse rende tanti seguiti proprio, non è una roba che è nata ieri. No, insomma, le presenze furlane sono sempre state di tanti anni. Volevo domandarti, a fare la messa in furlan, ma non sempre fa la messa in furlan? No, le prime edizioni, insomma, erano in italiano, facevano le letture per furlan, oppure qualche cantata, così, qualche corale. È di un po' di anni, insomma, che si arriva a chiattare i predis che hanno il piacere di poter esprimersi, di poter fare per furlan e fasi in contens i furlans che partecipano a queste messe che è rappresentate, cioè le robe principali delle feste, secondo me, più importante di questo appuntamento. Sì, dopo sì. Insomma qualche don al disarà, no, le iniziative che vengono fatte dopo, insomma, per me le importanti, insomma, che si fa le messe per furlan, le feste. E che lo dimostra che quindi queste feste diventate sempre più importanti, no? A fare dei passi in denaro, no? I passi in denaro. Ma Sì. dopo siete banci di una bolle imperiale, no? Che assegna una data particolare. Sì, allora le famose bolle imperiali dall'imperatore che Enrico IV che gli ha dato a Sigeart, che era il patriarca di Aquilea. Sì. Gli ha dato il territorio dal Friuli come un po' di in regalo così, e anche il villaggio di Lucinico che è uno dei borghi furlans dal comune di Gurisse. Quindi dice che le feste dal Friuli e proprio nascute dal Gurissano, cioè vuoi dire, no? Ecco. Sì, dice che è proprio la pierre di fonde, allora, di queste dimostrazioni che molte volte Gurisse e tutto il suo territorio è furlan al 100%. Io che sono a Gurisse, sì. No? Ho constatato, una roba che rispetto per esempio a Udin o anche a Pordenone, a Gurisse il furlan e le comunità furlane e i furlans e sono cioè hanno una tradizione proprio, cioè i tengono a queste lingue, a queste culture. Dimostrazione insomma che questo territorio è assolutamente furlan e proprio tu dici tu ha sentito un'evore la sua identità furlana, insomma. Sì, ecco. sì. Anche se non le dimostra, come tutti i furlans, non avevano nessuna
Si può essere tranquilli qualche volta, tal desi sin furlans e fallo viodia che altri, no? Ma adesso bisogna ogni tanto di fare come altri timidi, esatto. A fare questi. Ma se timidi, e invece forse il momento che ci vuoi proprio di farsi viodi. Bisogna essere orgogliosi, avere un input di orgoglio, insomma, per le nostre storie, per le nostre. E per che no. E che ho dimostrato quelle ricostruzioni, c'è così un po' di fare. Sì, che è una roba recente perché di Pusains fa e che ha dimostrato che forse non dice sì migliori in Italia, ma sicuramente comunque non si inizia tra i piedi. E quindi non vi motivi di vergognarsi, anzi, quindi vi orgoglio di questo e sono due di pandulatori, insomma. E che le feste dal Friuli, che si tenga il 6 di aprile a Gorizia, proprio è una buona occasione per farlo. Quindi, dopodiché invita Duccio a venire con le bandiere, giusto? Le bandiere da Friuli, che non è che da regione. Esponi le in chiesa, fuori. Da casa prima del 6 di aprile esponi e la sale anche e dopo, no? E dopo vieni a Gorizia perché dal Bunori, si queste domeniche, attacca la festa, no? La festa da Friuli. E la messa? Sì, le messe a Dis, ecco. in te iglesia di San Roque, che è il borgo furlan storico di Gorizia, e dopo sarà fatte le cerimonie in te sale da iglesia e insomma si faranno le feste. Benno. Perfetto, ecco che è l'importante, dopo l'importante è che le feste non finiscono, ma continua a fare feste. Non vi porre di disi o su furlans, non vi porre di pandi appunto la nostra identità, che è l'importante. A Gorizia, lì che tu rappresenti Aquile e la tua associazione, no? Furlans Gorizia. E col nome di questa associazione alla dislunge, Furlans dal Gorizian, quindi non sei su Marte, sei dal Gorizian, vuol dire che è una presenza e un'attività forte di queste persone che i crodi e che hanno gusto di sei Furlans. Noi, allora Isa, mi fa piacere vedere qui e vi infavelato in tutto su queste feste, è importante tornare sicuramente a Biodici perché vi in tanti aspetti di favelare sulla politica, sulla cultura, sull'identità, su ciò che capita a Gorizia, ma non dome in Friuli in generale, no? E tu invita a Duccio, allora vieni domenica? Ma io aspetto venire dove che fai in festa. No, mandi a Duccio allora. Mandi.